Era il suo ultimo giorno di vacanza prima di tornare nel suo liceo per gli esami di recupero e l'avvio dell'anno scolastico. Il 63enne docente di matematica del liceo Brocchi di Bassano è fuori pericolo dopo l'operazione chirurgica effettuata al San Bortolo di Vicenza, necessaria per rimuovere alcuni frammenti della lama che gli ha sfiorato aorta e colonna vertebrale. L'uomo, residente a poca distanza, stava facendo la sua consueta passeggiata mattutina quando è stato colpito alle spalle per aver rifiutato una sigaretta. Il fatto ha scosso l'intera comunità scolastica. Siamo rimasti sconvolti e senza parole perché mai ci sarebbe aspettati di assistere ad un fatto del genere. Non solo come scuola, ma anche penso come cittadini. Penso sia un fatto che preoccupa un po' tutti, ci preoccupa per noi stessi, ma anche per i nostri figli, per gli studenti che vengono a scuola. Lei ha avuto modo di contattare direttamente o indirettamente il collega? Ho avuto modo di parlare con la figlia, che è stata anche una nostra studentessa, e sono in contatto con lei per sapere un po' come sono le condizioni, come stanno andando le cose. Tra pochi giorni tutta l'area, dove si trovano anche una scuola per l'infanzia e un istituto paritario, sarà affollata di studenti e la preoccupazione è alta per un fatto così drammatico avvenuto alla luce del sole. Fa paura, certo, come persona, come tutti, ci facciamo delle domande, no, su quello che sta accadendo un po' nel mondo, nella nostra società, perché certe cose a volte le senti, no, distanti, perché magari accadono in luoghi a molti chilometri di distanza. Invece questa volta è accaduto vicino a noi, quindi un po' fa pensare, no, alla piega che sta prendendo un po' questa società. Io sono una persona ottimista, quindi voglio ancora pensare che sia un fatto isolato e voglio pensare invece che le nuove generazioni potranno trarre insegnamento anche da questo brutto fatto che è avvenuto e crescere come persone migliori.